Amici di 131, buona domenica, buon post partita per chi è un tifoso del Cagliari o dell'Olbia e invece buon ultimo quarto d'ora più o meno di partita per chi invece tifa le squadre sarde di Serie D, quindi Lanusei, Carbonia e Arzachena. Partita, domenica come sempre ricca di eventi. Ciao Roberto. Ciao Francesco, hai detto bene, oggi c'è veramente tanta carne al fuoco. Bisogna dire che se sono andate molto bene, tra virgolette, vista l'Olbia, comunque bene, le partite di mezzogiorno e mezza, la Serie D per adesso sta regalando poche gioie, solo la Nusea al momento è in vantaggio. Sì, dici bene, viviamo questo post partita per quanto riguarda le due gare di mezzogiorno e mezza, quindi del Cagliari che ha battuto per 4-2 il Crotone, secondo successo consecutivo per la squadra di Eusebio Di Francesco, primo successo in casa e come dire 3 punti alla fine meritati per la squadra rossoblu che ha lottato contro un Crotone assolutamente positivo secondo me. Roberto Stroppa nel post partita immediato, insomma nella conferenza stampa post partita ha detto che probabilmente il suo Crotone meritava qualcosa di più e secondo me diciamo fino al momento in cui il grande ex della partita, ovvero Luca Cicarino, ha deciso di prendersi il proscenio principale, ovvero trovando il secondo cartellino giallo a inizio secondo tempo, probabilmente insomma, il Crotone meritava qualcosa di più della sconfitta, almeno fino a quel momento. Sì, no, diciamo che come hai detto tu è stata una partita divertente, giocata alla pari soprattutto nei primi 45 minuti, poi come spesso accade nel calcio quando c'è un'espulsione, quando comunque sia cambiano un po' gli equilibri tra le due squadre, il gioco invece che diventare ancora più frizzante è diventato un pochino più statico perché a quel punto il Cagliari ha avuto un pochino di braccino sul 3-2 e non è riuscito subito a chiuderla, tant'è vero che è arrivato il gol solo al 39esimo del secondo tempo, mentre il Crotone diciamo ha fatto fatica, nonostante Francesco, un Messias e un Simi davvero di ottima qualità. La coppia d'attacco del Crotone hanno provato fino all'ultimo. Credo che Simi oggi abbia messo in grandissima difficoltà Diego Godin, forse uno dei pochi insufficienti a mio avviso del Cagliari visto quest'oggi alla Sardegna Arena. Però sicuramente il Cagliari esce da una vittoria importante. Bisognerà un pochino lavorare sulla gestione della gara e dell'approccio, soprattutto perché ricordiamo che il Cagliari è andato in svantaggio anche oggi, come è successo ormai di fatto delle ultime tre partite con la Lazio, con l'Atalanta e col Torino, è successo anche oggi col Crotone, e poi oggettivamente poteva gestirla e chiuderla prima quando ha avuto l'uomo in più. Non è un caso che insomma il gruppo di Francesco abbia detto tra le note forse meno liete o comunque meno positive di questa partita il fatto di aver cincischiato un po' troppo davanti alla porta difesa da un buon Cordaz per quanto riguarda appunto il Crotone, una partita che andava chiusa prima, no? Da quel punto di vista. Nel frattempo arriva il commento di Gianluca Brundo che vi propongo perché veramente è simpatico. Oggi bravi tutti, intanto Nengolan fa i complimenti su Instagram a Nandez e quest'ultimo risponde: ti aspettiamo, speriamo non finisca come Schelotto, nel dubbio mettete in preallarme Zizzola, il nostro Matteo Zizzola che tra l'altro non sappiamo ancora se riuscirà a connettersi in questa prima parte di diretta, che comunque ha curato le sue pagelle. Vediamo se riusciamo anche a proporvele in grafica. So che oggi non siamo molto d'accordo io e Matteo Zizzola. Oggi sono stato, cioè in teoria sarei molto di manica larga, al contrario di quello che avveniva di solito quando facevo io le pagelle. Ecco qua, queste sono le pagelle di Matteo Zizzola, la rivincita di Lico Giannis, Simeone detta legge. Questo è il titolo che ha usato il nostro Teo Zizzolos. Cragno 6,5, Zappa 5,5, Valukiewicz 6, Godin 4,5, Lico Giannis 7,5, Marin 7, Rod 5,5, Nandez 7, João Pedro, Sottil, anche loro 7, un as 6 come Pavoletti e poi Simeone 7,5. Per Di Francesco 6,5. Volevo proporvi l'attacco, l'incipit, diciamo così, delle pagelle di Lico Giannis. Canta mio diva del greco Lico, l'ira funesta che infiniti addusse lutti ai crotonesi. Ecco, dopo questa citazione
assolutamente culturale. Zizola verrà tagliato fuori dalla redazione di 131 puntate. Sì, soprattutto per il ovviamente. 5,5 a ROG anche, perché lì siamo proprio lontanissimi dai punti di vista. Stavamo riguardando poco fa allo stadio proprio la Opta, i dati statistici della partita. ROG ha vinto 17, ha fatto 17 duelli, ne ha vinto più della metà, ne ha vinto, se non sbaglio, adesso vado a memoria, 12-13, quindi di fatto è vero, ha fatto quell'errore nel secondo tempo che poteva costare caro. È un ROG diverso, io credo che dobbiamo abituarci a un ROG che magari fa meno calcio propositivo, meno, magari imposta meno, però fa un filtro incredibile. Oggi se il Cagliari in alcuni momenti non ha sbandato davvero nelle spinte offensive dei crotonesi, gran parte del merito è anche di ROG, e magari questo è un tema che possiamo affrontare insieme da subito, Francesco, un grande Marin. O Marin, come Un grande, un grande Marin, sì, assolutamente. Direi che il regista rumeno, soprattutto nel primo tempo, credo nella prima mezz'ora, abbia fatto alcune aperture, alcune azioni offensive veramente da giocatore di livello superiore, giustificando anche insomma, le buone parole spese da Eusebio Di Francesco nel descriverlo, anche nei momenti in cui la critica, noi compresi in alcuni momenti, eravamo insomma non totalmente positivi, d'accordo nei confronti o meglio sulla prestazione di Maringo. Stare positivi in questo periodo è veramente una parola, è complicato, bisogna trovare un nuovo aggettivo, no? per definire queste situazioni, però chiaramente il rumeno è stato uno dei giocatori maggiormente in vista e in luce oggi nel Cagliari di Di Francesco. Sì, no, assolutamente, ha fatto davvero una bellissima partita, una serie di invenzioni, davvero per uscire dal traffico del 3-5-2 disegnato da Stroppa, ottimi gli scambi soprattutto con Nandez, ma anche con Zappa sulla fascia destra, Marin che ha provato anche da fermo, ha messo in difficoltà soprattutto con le punizioni il Crotone, sicuramente in crescita. Questo 4-2-3-1 sembra agevolarlo di più, anche perché a mio avviso, ripeto, non sarà bellissimo da vedere il ROG di queste ultime giornate, però è davvero fondamentale giocare a fianco a un mastino, davvero come il croato, aiuta e libera ROG magari da quelle pressioni anche di filtro che aveva invece in un 4-3-3, come quando agiva da play, da solo, diciamo, con le due mezzali che salivano molto, ovvero ROG e Hernandez, e cercavano di fare quantità in attacco. Invece così, con meno compiti magari di difesa, Marin è riuscito a fare davvero molto bene. Tra l'altro, una cosa curiosa, oggi le linee, no, del 2 e del 3, cioè del 4-2-3-1, i due centrocampisti e i tre, chiamiamoli così, giocatori offensivi alle spalle di Simeone, quindi Nandez, Joao e Sotil, che ha trovato il primo gol in Serie A, anche il primo gol italiano del Cagliari, perché fino adesso non avevano mai segnato dei giocatori azzurri. Sono stati molto uniti, cioè le due linee hanno giocato davvero molto molto unite, che credo sia stato fondamentale per il Cagliari questo passaggio in avanti, per riuscire ad avere un gioco con maggiore continuità. Nelle altre partite le due linee erano molto separate tra di loro, quindi si faceva più fatica, no? Francesco, ad avere un gioco arioso e soprattutto che potesse in maniera continua trovare nuovi sbocchi d'azione. Nel frattempo arrivano tanti commenti, vi ringraziamo, vi salutiamo come sempre per l'affetto e l'attenzione che dimostrate nei nostri confronti. Massimo Neri: fosse Lico Giannis stato di carattere simile, quindi se Lico Giannis fosse stato di carattere simile a Farias o Cerri, lo avremmo perso. Sei d'accordo? Ah, Nel frattempo dipende, Matteo dipende. Corpo ci dice che l'Anosei segna il terzo gol con Bellissimi questi Assini aggiornamenti. ad Afragola. È bellissima questa situazione. Diciamo di Lico Giannis. Sì, no, dicevo, ma dipende, comunque Lico è un giocatore diverso da quelli citati, perché è un giocatore con comunque un carattere internazionale, gioca ed è stato convocato tantissime volte con la Grecia, ha un passato in più nazioni, cioè ha fatto esperienza in diversi campionati, quindi credo che la pazienza faccia parte del suo pedigree, del suo curriculum, no? Essere sotto pressione, magari giocare delle stagioni da riserva pura, ci sia più abituato, mentre
anche perché è anche più grande di età, mentre magari per un Cerri che è arrivato a Cagliari circondato da tantissime aspettative date soprattutto dal suo ingaggio e dal costo del suo cartellino molto alto, abbiano un po' bruciato quelle che sono diciamo, i tempi di attesa nei confronti del bomber appunto del Cagliari. Francesco? Mi senti? Francesco? Ora mi senti, dovresti Ora ti sentire. sento, ok, non ti sentivo. No, dicevo, volevo sottoporti un altro tema, perché Assolutamente. mi pare che in questo momento appunto i temi siano Lico Giannis, poi si è visto anche dalle pagelle di Zizzo, insomma, direi che comunque sta aumentando a livello anche di continuità, no? il suo rendimento in questo inizio di campionato, per quanto insomma non sia probabilmente un terzino di livello mondiale, possiamo dire così, però di fatto il suo lo sta facendo, e credo anche che vada riconosciuto il merito a Di Francesco di aver trasformato o meglio, riportato, forse anche migliorato un giocatore che per anni a Cagliari aveva fatto vedere forse solamente una parte della sua abilità, e che in tanti avevano criticato, e quindi insomma Sì, la penso vera che questo vada sorpresa, sicuramente Francesco, sottolineato. è che Di Francesco, scusando il gioco di parole, lo ha fatto in una linea 4, perché fino adesso Lico Giannis anche con Zenga non aveva fatto male oggettivamente, però giocando da quinto a centrocampo o da centrale di difesa in una difesa a 3. Invece in una linea 4 lui sembrava sempre un po' faticare, o perlomeno quello che si è visto qua in questi anni a Cagliari. Invece con Di Francesco sta facendo bene, ha una buona, diciamo, un buon carisma, un buon carattere, non commette tantissimi errori, qualche sbavatura, pensiamo al gol di Lammers contro l'Atalanta, però quella fu davvero una giocata incredibile. Però forse dei 4 oggi, se vado a rivedere, trovo un Walukiewicz in crescita che sta confermando, un Lico Giannis di cui abbiamo parlato ampiamente, Zappa molto bene, un po' a mio avviso a fasi alterne, perché al primo tempo ha sofferto, ma nella ripresa ha spinto tanto. Per adesso mi dispiace dirlo, perché comunque è un giocatore che stimo tantissimo, che ha una carriera che parla per lui. Godin credo che sia il difensore più in difficoltà di questo Cagliari. Sì, andiamo anche a rispondere quindi al commento di Michele: come giudicate Godin oggi? Io dico quello che ho detto anche insomma alla radio di Tutto Mercato Web, durante i collegamenti in mezzo alla partita. Si vede che è un giocatore che ancora deve trovare il top della condizione, deve raggiungere il top della condizione, soprattutto credo atletica, Roberto, e soprattutto aggiungo anche a sua scusante, ovviamente, uno, il fatto di non aver potuto lavorare con Di Francesco nelle 2 settimane di sosta, perché né lui né Walukiewicz erano a disposizione del tecnico, ricordiamolo, visto che entrambi erano in nazionale. E quindi, apriamo parentesi, avere anche giocatori forti vuol dire avere questo rischio, cioè nel senso che quando sono le pause della nazionale il tecnico non ha la possibilità di poter lavorare e sfruttare al meglio quelle 2 settimane senza campionato. E quindi diciamo, prima le 2 settimane passate con l'Uruguay, e poi post Torino l'infortunio e il problema, diciamo così, all'adduttore, che è un giocatore di 34 anni, comunque insomma, come dire, crea problemi diversi rispetto magari a un Sottil, ecco, per fare un esempio semplicemente anagrafico. Quindi credo che le attenuanti per Godin siano tante. Allo stesso tempo bisogna dire che oggi ha giocato male, punto. Sì, assolutamente. Poi alle attenuanti che hai trovato tu va detto anche che lui non è abituatissimo a giocare con una linea di difesa così alta. Di Francesco chiede veramente alla sua linea di difesa di stare altissimi, e quindi non è semplice per lui, perché come dicevi tu deve ancora trovare la miglior condizione. È un po' macchinoso nella corsa, e si vede, ma perché comunque ha avuto questo fastidio muscolare, perché il Cagliari non riesce a farlo riposare, perché comunque a livello caratteriale è importante, urla tanto. È quell'allenatore in campo che Di Francesco voleva, soprattutto a gran voce dopo la sconfitta 2-0 in casa contro la Lazio. Quindi di fatto bisognerà sicuramente aspettare il miglior Godin. L'importante è che un po' lo aiuti anche il reparto su questo aspetto della velocità, perché per il resto su leadership, carattere e anche alcuni interventi decisivi, è vero, Simi ogni tanto in almeno 2 o 3 occasioni l'ha un po' sverniciato, però in altre occasioni lui nell'1 contro 1 è tornato il Diego Godin che tutti conosciamo e che non ha bisogno di presentazioni.
Sì, a proposito di Simi, infatti Massimo Neri dice poteva farne 5 di gol, ma vogliamo parlare di questo Godin. Che delitto è dire preferisco Clavan? Un delitto no, Massimo, assolutamente. Poi De Gustibus ne disputando un mest, quindi da quel punto di vista ci mancherebbe. Ognuno ha ha i suoi gusti e le sue preferenze, per cui insomma ci sta. Tra l'altro un Clavan che oggi è entrato e ha giocato circa un quarto d'ora, giusto? Se non sbaglio, Roberto, più o Sì, è entrato a meno. giocare Non quasi da ricordo il minuto terzino esatto, però sinistro. forse 10 minuti, cioè Sì, all'81esimo è 10 entrato minuti secondo la abbondanti per sostituire Lico Giannis. però non ha fatto male, diciamo, ha tenuto molto la posizione, è chiaro, non è il suo ruolo, però è anche una prova, no, del Sì, diciamo che fatto che il gruppo ci sia, insomma. è stato messo soprattutto per contenere Messias che Stropp ha spostato su quel lato in maniera fissa, di fatto negli ultimi minuti, perché appunto a sostegno di Simi, Messias ha fatto davvero davvero bene e quindi c'era bisogno forse di qualcosa di più difensivo, no? Negli ultimi 10 minuti, perché il Cagliari ancora era sopra solo 3-2 e quindi non voleva rischiare col pareggio beffa di Francesco e credo abbia fatto bene paradossalmente, perché al momento, come ha sottolineato lo stesso Di Francesco, 2 vittorie di fila sono importantissime, non solo per la classifica ma proprio per il morale della squadra, perché questa è una squadra ancora a cantiere aperto, è una squadra che deve imparare a imporsi per 90 minuti e non andare a vivere di folate, vivere di episodi, quindi riuscire a mettere comunque 6 punti in 2 partite che sulla carta forse erano da vincere, perché hai trovato un Torino non in ottima condizione, hai trovato un Crotone in casa, che è una partita che devi vincere se vuoi fare un campionato importante, però tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, lo sappiamo, perché il Cagliari negli ultimi anni ha faticato tantissimo contro le neopromosse, quindi sicuramente questo è una vittoria che farà sicuramente spessore poi alla fine nei conti, no, del campionato. Sì, volevo leggerti un commento proprio al riguardo, perché è molto in linea con quello che dicevi tu, Gianmario Podda: finché i meccanismi non saranno collaudati al 100%, prenderemo sempre gol come quelli di oggi. La cosa importante è che i risultati stiano arrivando. Comunque mi piace la mentalità della squadra, che non si scompone nonostante vada in svantaggio. Questo è un pregio che in futuro potrebbe fare la differenza. Credo che insomma di poter essere d'accordo con quello che dice Gianmario, e finché arrivano 4 gol come dire, a mitigare i 2 gol, o meglio 4 gol fatti a mitigare i 2 gol subiti, credo che anche Di Francesco possa ritenersi moderatamente soddisfatto, se non anche molto più che moderatamente. Però stando un po' a quello che diceva ieri lo stesso Di Francesco e quello che ha detto oggi nel post partita, c'è sempre da migliorare, e credo, Roberto, che l'aspetto principale sia proprio quello, la difesa, quantomeno dei gol subiti. Sì, poi lui parla sempre di difesa di squadra, no? Anche oggi l'ha sottolineato Di Francesco, ha detto non mi piace parlare di difesa dei 4 o di errori individuali, per me si difende in 11, quando c'è qualcosa che non va nella nostra fase difensiva, ricordiamo che il Cagliari ha subito 12 gol, non pochi in 5 partite, però l'errore è sempre di squadra, perché se un difensore va in crisi significa che non ha avuto copertura dal centrocampista, se il centrocampista non è riuscito a fare un raddoppio vuol dire che non è stato aiutato dall'attaccante, quindi di fatto Di Francesco ragiona un po' sempre così, no? La costruzione per lui parte dal basso, ma la difesa parte dall'attacco, quindi non scinde, ecco, i reparti tra di loro, e quindi vuole un miglioramento non solo di Godin nei movimenti o di Lico Giannis o di Clava, vuole un miglioramento generale della squadra in fase difensiva, ma a me è piaciuto molto il passaggio su João Pedro, perché credo che in questo 4-2-3-1, se ha aiutato molto la fase di costruzione del Cagliari a avvicinare i 2 mediani alla linea difensiva, credo che la vera svolta, Francesco, e questo sia sotto gli occhi di tutti, sia l'avvicinamento di João Pedro a Simeone. Anche oggi João davvero un'ottima partita, un assist incredibile quello per Simeone in mezzo a Magayan e Golemic, anzi a Golemic e Luperto, un pallone veramente incredibile a scavalcare i 2 difensori centrali del Crotone. Simeone lanciato in porta, è stato bravo e freddo poi a segnare, e poi il gol, forse la ciliegina che mancava, una vera prestazione da leader anche in campo di João Pedro, no? Sì, 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 anche João Pedro chiaramente, abbiamo fatto anche la domanda, no, su João Pedro proprio a Di Francesco al termine della partita, per quel motivo, perché insomma nelle ultime partite è evidente il cambio di questo Cagliari, il cambio in attacco, cioè proprio il cambio di passo, si potrebbe dire così. Di fatto sono 7 gol nelle ultime 2 partite, è vero che comunque ne hai preso 4,
però sono 6 punti, 6 punti che fanno morale, come si diceva prima, 6 punti che muovono la classifica e non poco, visto che prima era arrivato solamente il pareggio nella gara iniziale contro il Sassuolo. E insomma, nell'ottica del cantiere aperto che dicevi tu prima, credo che appunto Di Francesco possa essere quantomeno soddisfatto insomma, dei continui miglioramenti di questa squadra, anche se va detto comunque il Cagliari oggi ha sbagliato in alcune situazioni, diciamo prima con Godin, ma non è l'unico ad aver commesso errori, ci mancherebbe, non è che stiamo gettando la croce addosso al povero Faraone, anzi lungi da noi, però va detto appunto che chiaramente insomma si aspetta qualcosa di più da un giocatore come Godin, sia dal punto di vista, no, del peso dell'ingaggio sulle casse del club, ma soprattutto in base anche alla sua esperienza e al suo valore assoluto. Sì, poi sarà un po' curioso capire che Cagliari vedremo con la Cremonese e cosa ci lascerà quella Coppa Italia, perché se andiamo a rivedere le 3 formazioni scelte Di Francesco contro Atalanta, Torino e oggi contro il Crotone sono molto simili, no? Ci sarà la Coppa Italia mercoledì, Di Francesco in conferenza ha già annunciato che ci saranno diverse turnazioni, perché ha bisogno di provare alcune di quelle che noi giornalisti chiamiamo sempre seconde scelte, gli allenatori le chiamano comunque titolari, perché non stanno a fare queste differenze, o meglio non vogliono farle all'interno dello spogliatoio, anche se poi chiaramente chi gioca poco non vive allo stesso modo la settimana, non vive allo stesso modo la partita, però sarà un'occasione, per esempio, penso, per giocatori come Pavoletti, per Pisacane, forse questi due soprattutto, che erano titolarissimi non l'anno scorso perché Pavoletti aveva avuto l'infortunio, Pisacane sì, però comunque sono titolarissimi in pianta stabile nel Cagliari degli ultimi anni, potrebbe essere un tentativo, no? Di capire nelle rotazioni poi della domenica chi è quello più pronto. Pavoletti oggi a me non è dispiaciuto quando è entrato, devo essere sincero, una punta come lui quando ha 10-15 minuti non può fare il massimo secondo me, perché comunque per prendere, diciamo, giri gli attaccanti, i centravanti ci mettono sempre un po' di minuti, quindi avrà bisogno di tempo, però nell'occasione del gol di Joao il colpo di testa è stato suo, ha avuto un'altra grande occasione di testa e l'ha mandata alta di poco, e chissà, quindi che contro la Cremonese non trovi quel gol che secondo me meriterebbe anche a livello e soprattutto psicologico. Stiamo leggendo nel frattempo le parole di Riccardo Sottil, che è un altro dei giocatori che oggi insomma hanno tenuto bene il campo, e soprattutto credo, insomma almeno questo è il mio parere, che nelle ultime 2 partite abbiano avuto anche lui, cioè un miglioramento, un progresso a livello di rendimento. L'ex Fiorentina ha detto: è una grande gioia aver segnato il primo gol in Serie A, perché ricordiamo quello di oggi contro il Crotone è stato il primo gol in Serie A sia per Sottil che per Babis Likoyannis. Una grande gioia aver segnato il primo gol in Serie A, poi è arrivata una bella vittoria contro un Crotone che ha dimostrato di essere una bella squadra. Il nostro obiettivo era quello di portare i 3 punti, questo dà grande morale e una bella spinta alla squadra. Come ho detto da sempre, il mister Di Francesco mi sta dando tanto, mi insegna dei movimenti che prima non facevo, il gioco degli esterni è importante e abbiamo dei grandi margini di miglioramento. Abbiamo rischiato qualcosa, dobbiamo evitare di rilassarci nella partenza, questo credo che sia, insomma, ritornando un po' su quello che diceva Di Francesco sia ieri che oggi. Poi le prospettive, vorrei fare un bel campionato col Cagliari, pensiamo partita dopo partita, ci concentriamo già da subito per la Coppa Italia. Diciamo, Roberto, oltre alle solite dichiarazioni, no, molto da calciatore professionista, diciamo così, no, nel post partita, che dicono e non dicono, però insomma qualche segnale di Sottil ha mandato, e il riferimento a Di Francesco credo che sia fondamentale in questo. Sì, non ha detto che Di Francesco gli ha fatto una testa così durante tutta la partita, però lo diciamo noi quello. Lo diciamo noi, l'ha chiamato davvero, lo telecomanda in campo, ce ne siamo accorti fondamentalmente dalla prima amichevole, se ti ricordi, Francesco contro la Roma, in cui ha giocato Sottil, veramente Di Francesco crede in lui tanto, però chiede anche tanto da Sottil, perché dall'altra parte magari c'è Nandez che a livello tattico, a livello di utilità è veramente mostruoso, perché corre 90 minuti, va avanti e indietro. Sottil è un giocatore diverso, quindi Di Francesco vuole tanto da lui, perché sa che comunque la qualità il ragazzo ce l'ha. Oggi ha fatto dei cross importanti, alcuni dribbling, il gol, un bello stacco di testa, forse anche inaspettato, no? Io mi sarei aspettato, se avessi dovuto scommettere un centesimo, il primo gol di Sottil, un dribbling e un tiro. Invece è arrivato uno stacco di testa dentro l'area fitta poi del Crotone, che difendeva praticamente a pieno organico. Ottimo l'assist di Zappa.
La cosa importante è che un po' si è capito, no, da Di Francesco anche come gestisce Sottil e che vive la partita in una maniera fantastica. Se non sbaglio, tu gli hai chiesto come mai ci siamo divertiti così tanto in tribuna stampa, però lei l'ha vissuta così da agitato, gli ha detto no, ma io vivo sempre così la gara perché cerco di dare di trasmettere certezze e soprattutto di richiamare quello che è il lavoro fatto in settimana per recuperare, no, nella mente dei giocatori gli schemi e le azioni fatte durante gli allenamenti. Quindi sicuramente con Sottil questo si vede molto anche dalla tribuna e credo che Di Francesco con Sottil stia facendo un ottimo lavoro. Gara dopo gara sta dimostrando sempre di essere più pronto. Chissà che non chiuda un pochino la porta a quello che è l'altro acquisto, l'ultimo acquisto di fatto del mercato estivo del Cagliari, che è un AS che sicuramente avrà spazio, credo, in Coppa Italia contro la Cremonese, però al momento forse rimane un po' dietro, no, nelle scelte del campionato. Ecco, rispondiamo anche a Dan che ci chiede se si sia fatto male il buon Adam Unas. Assolutamente no, in questo momento Unas è un po' in ritardo di condizione, sicuramente in ritardo rispetto a Sottil, quindi a oggi il titolare nel ruolo di ala di esterno offensivo è Sottil con Nandez sulla destra. Quando Unas troverà, insomma, recupererà anche lui il top della condizione, un po' come Godin, anche se insomma è un po' diverso vista la differenza di età e di fisico, soprattutto tra i due. Io credo, insomma, penso che anche questo sia l'intenzione di Francesco, sarà lui poi il titolare, per cui insomma un AS che oggi è entrato ha fatto bene sulla destra. Vedremo, io credo che giocherà titolare contro la Cremonese mercoledì alle 14:30, Cremonese allenata da quel signore che vedete lì alle mie spalle in quella foto, ovvero Pierpaolo Bisoli, leggenda del centrocampo rosso-blu, un po' meno per quanto riguarda il ruolo di allenatore nella sua breve esperienza sulla panchina del Cagliari, però insomma sarà l'occasione, come dicevi tu Roberto, di vedere tanti giocatori in campo, a partire da Pavoletti, come dicevi tu, è un as sicuramente, ma insomma ci sarà forse lo spazio anche per i vari Tripaldelli, perché qualcuno ci chiedeva di Tripaldelli, lo stesso Tramoni, insomma vedremo quale sarà l'11 scelto da Di Francesco, ma credo insomma di poter dire che le cosiddette seconde linee, quelle che dicevi tu prima Roberto, saranno impiegate, tra cui anche Pisacane, che Paolo ci chiede se sia tornato a Napoli. No, assolutamente, anzi si è anche riscaldato, per qualche minuto, si è anche scaldato, poi alla fine non è entrato. Sai invece chi vuole entrare improvvisamente in campo? Il nostro Matteo Zizzola. Che la discesa in campo di Pier Zizzo. Aspetta che deve andare in bagno. No, un po' più di luce, che si sono lamentati che non mi si vede. Vabbè, quello non necessariamente è un problema in realtà, però vabbè. Caro Zizzo, ci hai seguito? Non lo so se no, nel frattempo ci dicono che è finita la partita. Sì, sono finite tutte le squadre sarde. Sconfitta per il Carbonia 2-0 in casa contro il Savoia, grande vittoria, va detto, in un campo non semplice contro la Fragolese della Nusei, che ha battuto 3-1 appunto la squadra padrona di casa campana, e sconfitta invece per l'Arzacchena contro il Cassino, prima sconfitta per gli uomini di Cerbone al Biagio Pirini. Zizzo, che partita è stata? È una partita, diciamo, che può essere vista in due modi. Se si guarda il risultato... Con gli occhi oppure no? Se si guarda il risultato, un'ottima partita, perché comunque 4-2 è un buon risultato, c'è poco da dire. Se si guarda invece all'evoluzione della gara, si deve un po' guardare anche, che tra l'altro anche Di Francesco l'ha detto, a una gestione della superiorità numerica, soprattutto nel secondo tempo, quando è uscito Cigarini, che è stata non esattamente perfetta. Poi andiamo anche a vedere un po' di situazioni in cui sarebbe dovuto cambiare tutto, per esempio quando Simi conclude vicino a Cragno, che si supera, lì poteva essere il 3-3, e poi il Cagliari invece si è ripreso grazie al gol di Giopero che ha chiuso la partita.
Diciamo che la squadra deve imparare un po' a essere più a chiudere prima determinate gare, superiorità numerica, controllo del campo, c'è stata un po' di sufficienza, secondo me, soprattutto nella prima mezz'ora del secondo tempo. Comunque volevo dire, è entrato Matteo Zizzola, 20 persone in più in questa diretta, non so se sia per una questione tricotica, quindi insomma come sempre per ragazzi, il tuo Zizzola bel tuffo, caro piace, Zizzo. Zizzola piace. Infatti Robby, bisogna che ci insomma ci no, io volevo dire a tutti quelli che ci seguono che sta arrivando la fine dell'anno, quindi ci sono la possibilità di fare dei regali di Natale. Noi stiamo lanciando a novembre il calendario Zizzola con tutti i mesi dell'anno, quindi poi a Natale potete pensavo con un po' di capelli per tutti, più capelli per tutti, più... No, vabbè, volevo tirarti le orecchie, Zizzola, hai dato 5,5 a Rock. Fermo un secondo, cose importanti, c'è Sergio Cannas che ci manda questo messaggio: egregi signori giornalisti, seguo con interesse i vostri programmi inerenti il Cagliari allo sport di Sardegna, ricchi di competenza e garbo, cordiali saluti a Francoforte. Grazie Sergio, immagino l'abbiamo mandato prima di vedere Matteo Zizzola, però vabbè, questo è, quindi grazie Sergio davvero per egregi signori giornalisti. Credo Roberto non ci avesse chiamato mai nessuno finora, quindi mai chiamato signore in vita mia, quindi esatto, il solito giornalai. Esatto, ci stupiamo di questo. Stavi dicendo invece, Roberto, che ti ho interrotto? No, che non sono per niente d'accordo con il buon Matteo sul voto a ROG. Non so che partita lui abbia visto, come al solito è una partita sbagliata. Mi piace questa polemica con Zizzola. Così, totalmente gratuita. Secondo me, totalmente gratuita. Perché 5,5 è davvero un voto molto basso per un giocatore che secondo me è fondamentale per questo Cagliari, perché fa filtro. Non sarà bellissimo, però serve come lei. È come il purificatore che mi devo comprare qua in casa in Castello, quindi serve. E il ROG serve a questo Cagliari. No, guarda, penso che sia il paragone più bello che si potesse fare a Marco ROG, credo. Sì, purificatore d'aria è più bello. Meraviglioso, esatto. Glielo comunicheremo assolutamente. Zizzo? Guarda, sicuramente lo ammetto un po' esagerato, nel senso che è stato anche un po' consapevole l'esagerazione, non meritava l'insufficienza. Ecco qua, fermi un attimo, fermi. Abbiamo capito il motivo. Vi sembra di cattivo umore? Ci chiede Massimo Neri, ROG. Era per il voto di Zizzola. Esatto, dopo che ha letto la pagella, tra l'altro, Zizzo, io ti dico, con ROG non ci litigherei mai nella vita. No, ma nemmeno io, anche perché con quella canottiera con cui l'hanno presa in giro anche i compagni, quella che a Cagliari chiamiamo canottiera da bisticcio, esatto, è un po' complicato. No, sono d'accordo sul fatto che ho un po' calcato la mano con l'insufficienza ROG, però c'è anche un motivo, proprio per la ragione che ROG è un giocatore di livello superiore, che è sempre sul pezzo, sempre uno dei migliori in campo. Deve dare di più, insomma. C'è stata una certa sufficienza da quello che ho visto, soprattutto in certe fasi della partita, che è stata un po' esemplificata, una parola che piacerà a Francesco. Meravigliosa, in francese la sei preferita. Da quel passaggio indietro a cranio, un po' leggero, proprio ha dimostrato in alcuni tratti insufficienza, mettiamola così, e da lì diciamo che l'ho penalizzato un po' rispetto agli altri, perché da lui si pretende sempre qualcosa in più. Vorrei anche chiarire una cosa che ho visto nei commenti alle pagelle sulla nostra pagina Facebook, su Godin non è piaciuta quella leggera battuta che ho fatto sul sarcofago, ma nasce dal fatto che il soprannome di Godin è il faraone, quindi ho voluto un po' fare un gioco di parole con quello, ma in tutto il rispetto per Godin non volevo assolutamente mancare di rispetto al giocatore, che è di livello, ma che comunque sta avendo delle prestazioni che non sono, con tutti gli alibi del caso, quelle che ci si aspettava da un giocatore che comunque ha uno stipendio importante, arriva dall'Inter, che è il capitano della sua nazionale, eccetera, eccetera. Guarda, eccetera. il tuo problema, caro Zizzola, sarà, come leggiamo dal commento di Marco Trincas, mercoledì gli angolani faranno protesta se Difra non fa giocare Zito Luvumbo, quindi occhio Zizzo, a questo punto non Zito, ma Zizzo, ai commenti su Zito Luvumbo una volta che inizierà a giocare, perché insomma non vorrei avere tanti nemici in Angola, ecco, vedi tu, insomma. No, vabbè, cioè, si farà come si fa con tutti, si giocheranno le prestazioni. Tra l'altro non credo di poter essere in grado di fare le pagelle per la Coppa Italia, però quello è un altro discorso. Non ti preoccupare, ci sarà il buon Roberto Pinna che vediamo inquadrato. No, ma tra l'altro volevo dire a Zizzo che io ho un sogno, vedere contro la Cremonese una Spavoletti e Luvumbo, cioè una roba afro-italiana, un attacco bellissimo, veramente.
magari Sì, contro Amoni magari. anche dietro a fare proprio la cattiveria della Corsica. No, vabbè, prima di chiudere l'argomento Cagliari, c'erano alcuni commenti che abbiamo perso. Cristian Cugio dice: un as gioca a destra mentre Sottile a sinistra. Sì, assolutamente, ma se giocano insieme è difficile, insomma, che ci sia come dire, che ci sia equilibrio, lo stesso equilibrio che invece può dare Nandez e un as o Nandez e Sottil, diciamo così. Lo stesso Paolo Trulli dice: finalmente un allenatore decente per quanto riguarda chiaramente Di Francesco, riferito a un commento che non si può mandare, però insomma su quanto Di Francesco sia un martello nei confronti dei propri giocatori, ecco, usiamo questo bel eufemismo. C'era ancora un altro commento che volevo sottoporre, saluto a Zizzola. Ovviamente me lo sono perso perché questo è il bello della diretta. Paolo Trulli dice: il mio Cassino pensavo che di ha essere fatto, io ha vinto il- 1-0 contro, mamma mia, contro l'Arzachena. Eccolo qua, era il commento di Massimo Neri. Come interpretate i cambi di Difra? Mette quelli che si sono allenati bene e non vuole perderli, immagino, a livello di morale. Per fortuna alcuni di loro giocheranno con la Cremonese. Ricordiamo, oggi sono entrati sia Oliva che Faragò che Pavoletti, un as, vabbè, come dicevamo prima, e Clavan al posto di Lico Iannis. Matteo? Beh, i cambi non dico che siano stati quasi obbligati, però secondo me Lico Iannis è uscito per un leggero problema fisico, altrimenti il cambio non si spiegherebbe, stava facendo una buona partita, stava tenendo il campo. Ha messo Clavan e non Tripaldelli perché era un momento un po' di sofferenza, si era ancora, se non mi sbaglio, sul 3-2, si era appena subita l'occasione di Simi, quindi ha messo Clavan in un ruolo che non faceva credo da una decina d'anni, che comunque nel 4-2-3-1 di Di Francesco è una specie di terzo centrale di sinistra, più che un terzino, soprattutto quando si ha la palla in possesso. Faragò alla fine, al momento del cambio di Zappa, quindi anche lì ha fatto un cambio abbastanza ovvio. Oliva ha scalato un po' di gerarchia rispetto a Caligara, che era entrato a Torino, invece poi Oliva arriva da un periodo dell'infortunio, è partito tardi a livello di preparazione fisica. Pavoletti era un cambio lo stesso abbastanza ovvio, Simeone si era appena crashato 2 volte di fila dopo aver subito un fallo e poi anche era stravolto, quindi fai entrare Pavoletti per cercare di mantenere la palla un po' su e cercare di prendere qualche fallo, usare di fisico. E una Sottil lo stesso era un cambio obbligato, non vedo nessuna situazione particolare nelle sostituzioni onestamente. Va bene, Matteo, ci sono altri temi che non abbiamo toccato? Ah sì, ecco, uno dei temi principali, ovvero Luca Cigarini. Abbiamo chiesto anche a Stroppa se la sua espulsione sia stata decisiva per il risultato finale. Qual è la tua impressione? Beh, Cigarini è stato controllato praticamente a uomo dal Cagliari, c'era sempre João Pedro e quando João Pedro non c'era chiamava o Marin o Rog a salire sul regista avversario, quindi è stato controllato praticamente come se fosse un numero 10 del Crotone, pur giocando 40 metri più indietro. Ha fatto una buona partita nel momento in cui è Ma sai riuscito perché, a... Matteo? Perché Di Francesco ha guardato ieri il nostro speciale con Future Lab, quindi ha visto Esatto, i Sono movimenti di d'accordo. Cigarini e gli ha messo João esatto. Pedro in marcatura. Esatto, poi ora io non mi ricordo se fosse stata l'ultima presenza di Cigarini con la maglia del Cagliari, quella di Verona, però ha praticamente riniziato col Cagliari da dove aveva finito, un cartellino rosso per il doppio cartellino giallo, il secondo No, poi abbastanza aveva fatto una ingenuo. partita da subentrato. Ah, ok. Il secondo abbastanza ingenuo, esattamente come a Verona. Insomma, diciamo che Cigarini ha fatto vedere in 47-48 minuti il bello, il buono e il cattivo di quello che ha fatto vedere a Cagliari nell'ultima stagione. Ha fatto un lancio a un certo punto meraviglioso, Sì, mi pare per Molina, se la memoria non mi inganna, veramente un grande assist di Cigarini, ma il lupo perde il pelo e non il vizio a quanto pare, e quindi insomma anche la sua espulsione è stata decisiva, a mio modo di vedere, per cambiare la partita. Matteo, in chiusura... Sì, anche se tra l'altro Francesco... Sì.
Vai, No, vai. sull'espulsione di Cigarini, credo che fosse un pochino... L'ha vissuta un po' strana la partita, perché ha iniziato a scherzare da subito con tutti quelli che sono gli ex compagni, però un po' anche in maniera molto teatrale, quindi secondo me dentro l'ha sentita molto la gara, poi lui è uno che comunque la gamba non la tira indietro mai, e quindi se capitano due Chiedere a occasioni di Nandez, ripartenza del credo, Cagliari... no? Ha fatto fallo, esatto. Però Stroppa ha detto una cosa giusta, secondo me, che è importante per il Crotone per il futuro, e che c'è stata una grande reazione, perché il Crotone ha fatto paradossalmente meglio in 10 quando è stato espulso Cigarini che negli ultimi 10-15 minuti del primo tempo. Va bene, prima di chiudere con il nostro Matteo, ci chiedono, dopo la cessione di Bradaric è possibile l'arrivo di Schelotto? E poi ti recupero, non so se tu ci hai visto, ci hai seguito dall'inizio, No. il commento di Gianluca Brundu, che dice: Nainggolan fa i complimenti a Nandez su Instagram, e che quest'ultimo risponde: ti aspettiamo, speriamo non finisca come Schelotto, nel dubbio mettete in preallarme Zizzo. Ecco, ti abbiamo messo in preallarme, quindi... Sì, Nandez aspetta gente, può essere il titolo di queste ultime settimane. Nandez C'è aspetta bisogno, tutti. diciamo così. Esatto. C'è bisogno. Su Schelotto la situazione non è ancora chiusa al 100%, però il Cagliari ha vinto nuovamente, quindi diciamo che se le dinamiche sono quelle che diciamo conosciamo, e se tutto si è raffreddato dopo la vittoria contro il Torino, anche una eventuale riapertura dopo una vittoria contro il Crotone, a maggior ragione diventa difficile. Non è chiuso al 100%, però secondo me, così a sensazione mia, le possibilità sono davvero ridottissime. C'entra poco con la cessione di Bradaric, perché il posto in lista c'era comunque. Bradaric è stato ceduto perché fa parte degli esuberi, è stata data l'occasione per darlo via e diciamo anche tagliare un po' di monte ingaggi, mettiamola così. Su Nainggolan io non me la sento onestamente adesso, a 2 mesi da gennaio, di ripartire con la telenovela Nainggolan. Ci sono 2 mesi, l'Inter avrà tanti impegni, bisogna vedere come verrà usato il Ninja da parte di Conte, bisogna vedere quale sarà la situazione, bisogna vedere la classifica del Cagliari, quale sarà a gennaio, se ci sarà spazio per un ulteriore colpo per cercare di alzare un attimo il livello, seppure ci si accontenterà di quello che si ha a disposizione. Con il Cagliari di oggi, io una collocazione a Nainggolan onestamente la trovo difficile a scanso di cessioni, perché sta andando bene così, 2 davanti alla difesa, c'è Nandez che può scalare fra i 2 nel caso in cui manchi uno, João Pedro ha ritrovato la sua posizione dietro a Simeone, Nainggolan serve sempre, però fare uno sforzo economico anche leggermente ridotto rispetto a quello estivo a gennaio, non so quanto il Cagliari abbia l'intenzione con una squadra che già funziona. Ci sono ancora tante partite da qui al prossimo mercato, vediamo, però partire già da adesso mi sembra abbastanza prematuro. Grazie Matteo Zizzola, ti rivedremo domani a Cagliari Social Arena con Sì. il programma con UTG, dovrei esserci anche io, quindi insomma ci rivediamo domani sera. Grazie, per chi non avesse ancora letto le sue pagelle trova tutto su 131.com. Roberto, lasciamo il Cagliari e occupiamoci dell'Olbia, andando in questa ipotetica scaletta, no? Verso la Serie D, così che insomma iniziamo ad avvicinarci. Olbia Che è successo? Mi senti? Sì? No, non ti sentivo più. No, okay. Ti dicevo, Olbia che non sa ancora vincere, l'Olbia di Max Canzi, però credo che oggi il punto strappato in casa contro la capolista Pro Vercelli sia di quelli importanti, perché di fatto è arrivato con una gara giocata per gran parte in 10 contro 11, espulsione di Emerson, del centrale d'esperienza dei bianchi appunto di Max Canzi. Però lo stesso Max a fine partita ha fatto i complimenti ai ragazzi, perché questa è stata una prova di forza, l'ha definita così, e sicuramente aiuterà a smuovere ancora un po' di più la classifica dell'Olbia, che per adesso è fatta quasi esclusivamente di pareggi e le prime sconfitte. Ecco, andiamo a leggere proprio le parole di Max Canzi, raccolte come sempre dalla nostra Roberta Marongiu. C'è un misto di dispiacere e orgoglio nel volto di Max Canzi al termine della partita, una vittoria sfumata probabilmente per come è andata. Abbiamo la consapevolezza di aver fatto una grande gara giocando in 10 contro la Pro Vercelli. Abbiamo fatto quello che dovevamo e che ho chiesto ai ragazzi. Sono molto soddisfatto, è stata una grande reazione dopo la brutta prestazione di Piacenza. Fiero dei ragazzi, anche a Piacenza l'Olbia aveva pareggiato praticamente all'ultimo, dopo aver condotto la partita
da fine primo tempo con il gol di Giorgio Altare, poi il pareggio del Piacenza proprio negli ultimi minuti di gara. Bicchiere mezzo pieno, ottima prestazione, non abbiamo preso gol, è un aspetto importante, ma a parte questo abbiamo avuto il dominio totale del possesso palla, vincendo tutti i duelli fisici. Migliore in campo, oggi è difficile sceglierne solo uno: Pennington, Ladinetti, Giandonato, che da trequartista, oggi Giandonato ha giocato da numero 10, no? Come il numero che porta sulla maglietta, che da tre quarti rompeva le loro linee. C'è mancata la zampata decisiva contro una signora squadra. In 11 contro 11 stavamo dominando, immagino, questo domando sia dominando, e anche dopo l'espulsione, solo negli ultimi 15 minuti sono usciti fuori loro. Roberto, diciamo che in questo momento all'Olbia manca il gol di un bomber di categoria, diciamo così. È sbagliato. Sì, se guardiamo gli ultimi risultati, l'Olbia arriva da 4 pareggi, 3-1-1, oggi 0-0, manca quel bomber che forse potrebbe essere Cocco, che tutti ci aspettavamo potesse essere Gagliano, che nelle partite difficili, nelle partite sporche, riuscisse a metterci la zampata, la firma, no? Sta un po' mancando questo all'Olbia di Max Canzi, e purtroppo lo sappiamo, è fondamentale in Serie A, ma è davvero importantissimo nelle categorie minori e soprattutto in Serie C, dove avere un centravanti da magari 10, 12, 15 gol a stagione, come è successo all'Olbia l'anno scorso con Ogunsei, e ti fa fare la differenza. Sì, l'assenza di Ogunsei, insomma, l'assenza nel senso che è stato ceduto, ovviamente non per altri motivi, incide e non poco sulle sorti offensive della squadra di Canzi. Prossimo impegno, se non vado errato, sarà il 1° novembre contro la Lucchese, ancora in casa, se non sbaglio. Sì, esatto. Magari alla ricerca appunto davvero di questa benedetta prima vittoria stagionale per quanto riguarda gli olbiesi. Ma vedo che abbiamo collegato mister Francesco Loi, mister del Muravera. Ciao mister. Buonasera a tutti. Oggi ti vediamo da casa e non in campo, ma ovviamente non certo per una nostra scelta, insomma, visto come è andata. Ricordiamo, il Muravera non ha giocato contro il Giuliano, partita rinviata per i casi di positività nella squadra campana. Stessa situazione è capitata al Latte Dolce di Stefano Dassi contro la Visartena, sempre per casi di positività nella squadra laziale. Però immagino, mister, che ti sarai goduto questa domenica, per una volta, insomma, non sul campo ma con la famiglia, guardando gli altri campi. Però sì, dai, domenica in famiglia che ci voleva, però poi il pomeriggio dedicato a seguire le altre partite, come è la normalità per chi è appassionato di questo sport. Quindi... Ecco Roberto, non so se vogliamo già iniziare a chiedere un po' a mister Loi un commento sulla giornata di oggi. Sì, assolutamente, partirei soprattutto dalla una giornata non semplicissima, mister, per le sarde. Voi rimanete al momento in classifica la prima sarda, appunto con i vostri 8 punti. Carbonia, che affrontava un Savoia, sicuramente una sfida molto proibitiva per i minerari, perché il Savoia è una al momento delle pretendenti per il vertice, mentre c'è stato il bel successo della Nusei, appunto contro la Fragolese in casa della squadra campana, e l'Arzachena invece ha perso 1-0 contro il Cassino. Ecco, cosa le lascia questa giornata? Beh, una giornata che non era iniziata bene con la sconfitta della Torres ieri. Oggi diciamo che non è andata benissimo per le sarde, tranne il gran risultato della Nusei, che ha fatto, secondo me, una vittoria importantissima, giocando tra l'altro con l'uomo in meno per gran parte del secondo tempo, se non quasi tutto, contro una squadra che ultimamente aveva dimostrato di poter dare filo da torcere a tutti, quindi una grandissima vittoria. Per quanto riguarda le altre sarde, avevano tutte partite difficili. Ieri la Torres ha giocato contro una squadra, secondo me, in questo momento favorita alla vittoria finale. Il Carbonia oggi ha affrontato l'altra favorita, e poi c'è stata la partita del Cassino, la vittoria del Cassino ad Arzachena, dove tutti il Cassino lo sottovalutano un pochino, ma loro sono partiti comunque con un precampionato importantissimo e con grandissime ambizioni. Quindi giornata molto difficile sulla carta, lo si è dimostrata
sul campo, e probabilmente quella della Nusei è stata anche una sorpresa, nel senso che in questo momento non era facile pensare di andare a vincere 3-1 contro la Fragolese, però bisogna dar merito a Greco, che ha sempre sostenuto che la sua squadra aveva bisogno solo di un input per trovare il risultato, e oggi penso che abbia meritatamente vinto con una prova di gran carattere, magari riprendendo dalla fortuna quel qualcosa che aveva lasciato per strada, perché il primo tempo la Gorga è stato sicuramente uno dei protagonisti, nel secondo tempo hanno fatto una gran vittoria da grande squadra. Ha detto bene mister, prima vittoria della Nusei in questa stagione, siamo in attesa di proporvi le parole sia di mister Greco, così come di mister Mariotti e mister Cerbone, grazie al lavoro dei nostri inviati. Però insomma, diciamoci la verità, quanto voleva scendere in campo questa domenica dopo la bella trasferta di Nola, il bel successo nella trasferta di Nola, e soprattutto anche col nuovo acquisto Claudio Pani, che insomma mister, state facendo un mercato veramente, soprattutto per quelli che riguardano i nomi di esperienza, che nessuno ha fatto in questo periodo, quantomeno per quanto riguarda le squadre sarde. Ma noi stiamo bene, anche se domenica scorsa a Nola ci mancavano 6 over, tutti molto importanti per come è stata costruita la squadra. Avremmo voluto giocare, però sinceramente bisogna tutelare prima di tutto la salute dei ragazzi. La cosa importante è che su questa malattia non ci si speculi nei momenti in cui si è un attimino in difficoltà con la rosa, perché viene semplice cercare un cavillo per far saltare una partita con questo virus quando magari ha 5-6 defezioni, però allo stesso tempo poi dobbiamo renderci conto che ci stiamo facendo male da soli, perché poi quello è il primo passo che porta alla chiusura del campionato, quindi molta serietà, tanto rispetto per chi ha dei positivi in squadra, ma che non si usino giochini particolari per trarre qualche vantaggio che poi alla fine vantaggio non è. Sì, tra l'altro ricordiamo, insomma, proprio con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio, la Serie D è l'ultima categoria per quanto riguarda il calcio che resiste, insomma, diciamo così, insieme al calcio professionistico, diciamo così, per fare più in fretta, ed effettivamente è un'occasione molto importante per tutta la categoria dei calciatori dilettanti, che ricordiamo, insomma, comunque parliamo di giocatori che vivono di questo fondamentalmente, e che, se ci ricordiamo anche solo i problemi di qualche mese fa per quanto riguarda appunto anche la gestione, no, del lockdown, per quanto riguardava poi la parte economica, insomma è una situazione che mister andrà sicuramente evitata. Nel frattempo abbiamo di nuovo Roberto che insomma non so se ha sentito quello che ha detto mister Loi. Secondo me mister Roberto è uno che dice sempre che lei ogni tanto si nasconde, no? Che cerca di nascondere un po' le ambizioni del suo Muravera. Non so se ha qualcosa da dire ora Roberto, visto che... No, è vero, perché a me piacciono le conferenze che fa il mister a fine partita, perché anche quando il Muravera gioca molto molto bene cerca sempre i ragazzi di riportarli un po' con i piedi per terra, no? Perché ovviamente lui, da uomo navigato qual è della categoria, sa perfettamente come gestire anche, no, le corde emotive dello suo spogliatoio, però a me fa sempre un po' sorridere, perché al momento, e anche l'anno scorso, perché comunque il Muravera ha fatto un ultimo campionato anche l'anno scorso, al momento il Muravera è una di quelle squadre che forse ha l'identità, però questa è un'opinione personale, mister, più forte tra le sarde almeno. Ma guarda, non è un discorso di nascondersi dietro un dito o meno, bisogna essere molto realisti in questo campionato. Secondo me una prima valutazione si può fare dopo 10 partite. In questo momento è vero che noi stiamo facendo bene, probabilmente avremmo potuto fare anche un pelino meglio vincendo la partita in casa con Nuova Florida, però io so anche cosa ci aspetta da qua le prossime 5 partite, dove andremo a fare 3 trasferte, di cui 2 consecutive in Campania, con Sampdoria Fragolese, andremo a Cassino a giocare, quindi non è proprio il caso di fare grandi salti pindarici o voli pindarici, perché è veramente difficile questo campionato, e la dimostrazione è stata che la Torres ha fatto 2 trasferte e rientra a casa
con 0 punti, una squadra che sicuramente ha nell'organico giocatori importanti, un mister molto importante che ha le idee molto chiare. Quindi con i piedi per terra perché è doveroso. Poi se mi chiedi se sono contento di come è stata costruita la squadra, ti dico che è una squadra costruita con un'idea molto chiara, facilitata dal fatto che si è tenuta una base dall'anno scorso. Però noi abbiamo cercato di intervenire nei ruoli che pensavamo dovessero essere migliorati, però abbiamo scommesso nuovamente tanto su giovani poco conosciuti. Faccio l'esempio di Lorenzo Loi, che è un giocatore preso alla promozione, che ha fatto 4 partite a titolare senza uscire mai un minuto in Serie D. Quindi le incognite ci sono. Abbiamo cambiato portiere, abbiamo preso in settimana un 2003 da Ozieri, che è un'altra scommessa. È un buon mix, giocatori di esperienza per gestire i picchi emotivi o i picchi di delusione, ne abbiamo tanti nello spogliatoio e quelli probabilmente aiuteranno tanto nella gestione di una stagione particolare dal punto di vista anche del Covid, che quindi ritiene mente ferma e grande esperienza. Io ho giocatori di qualità, ma per me qualsiasi categoria ho allenato, qualsiasi squadra ho avuto è sempre stata la più forte che potessi avere. È ovvio che Ecco, ci sono gli altri. Ecco, ha parlato un po' della Torre, sicuramente una falsa partenza con 5 sconfitte, era difficile sicuramente preventivare un inizio così per la squadra di Sassari, che comunque, come lei diceva, ha giocatori importanti, da Ladu a Mesina, che hanno preso da poco, dei Iulis, Congiu, ma lo stesso mister Gardini, che ha dimostrato di essere un mister all'altezza della categoria, alla Nusei. Le chiedo invece qual è secondo lei la squadra che un pochino l'ha sorpresa di più. Se non sbaglio lei ha già affrontato Carbonia e Latte Dolce. Quale squadra la sta sorprendendo maggiormente delle sarde? Io delle sarde ho affrontato la Nusei e Latte Dolce. È Latte vero, la Dolce Nusei, sì, certo. a livello di potenzialità, Latte Dolce penso che non sia inferiore a nessuno, anzi la metterei una spanna sopra tutte come nomi, come soprattutto per quanto riguarda compattezza del reparto difensivo e grandissima qualità ed esperienza nel reparto offensivo. Probabilmente in questo momento sta soffrendo qualche assenza e sta soffrendo come soffriranno tutti il campionato, perché comunque è un campionato che non si può pensare che la vinca una squadra come la Turris l'anno scorso. Questo è un campionato che si porterà fino alla fine con grande equilibrio. Non bisogna fare delle tragedie all'inizio perché mancano 29 partite, sono 90 punti quasi, 90 punti è tanta roba. Come si perdono 4 partite di fila come ha fatto la Torre su 5, se ne possono vincere 5-6, e come se ne pareggiano 2 o 3 consecutive si possono fare 3 vittorie. Io penso che alla fine bisogna aspettare almeno 10 giornate per delineare un attimino quelli che sono gli equilibri, perché verranno fuori e sono sicuro che alla 10ª giornata verrà fuori una squadra completamente dolce, la Torre non sarà più nella posizione in classifica in cui è. L'incognita rimane l'Arzachena, che potenzialmente è la squadra che ha i mezzi per far meglio di tutte, però è stata fatta una scelta probabilmente politica a livello societario di valorizzare i giovani e quindi hanno scelto un allenatore anche bravo a lavorare su questo tipo di progetti. La Nusei ha bisogno di tempo perché ha cambiato completamente il concetto di gioco con Greco rispetto a Gardini, ma penso che la vittoria di oggi dia benzina importante in vista di una partita difficilissima come quella con il Ecco, mister, si aspettava un inizio così della Torres, onestamente, vista la rosa a disposizione, perché diciamo così, di fatto in questo momento, per quanto riguarda le squadre sarde, le due sassaresi sono quelle che non stanno mantenendo le aspettative iniziali, perché insomma, per ovvi motivi, sia il Latte Dolce che ancora non ha vinto e la Torres che ha fatto 5 sconfitte su 5. Ma per quanto riguarda la Torres è cambiato completamente l'approccio al tipo di calcio che si vuole affrontare e quindi con Gardini bisogna avere pazienza perché è un allenatore che punta tutto sul gioco, sui movimenti senza palla, sono cose che hanno bisogno di tempo per trovare la giusta concretezza. In questo momento ha trovato il possesso, non ha trovato ancora
la finalizzazione. Poi, se bisogna essere onesti, dietro hanno combinato un po' di disastri non dovuti sicuramente a cose che può trasmettere l'allenatore, ma sono errori individuali che fanno parte probabilmente del periodo. Quindi c'è tempo anche per loro, non avrei per forza forzato la mano dando sulla colpa a un allenatore o a un giocatore. I giocatori sono di primissimo livello, cioè parliamo di De Iulis, che è un giocatore che ha fatto la C, di Messina che arriva dalla C, di Pietro Ladu, che è probabilmente il play più forte del campionato, di giocatori emergenti come Fad dal 2002, che è un giocatore che è già sotto la lente di ingrandimento delle squadre più importanti, di Sarrizzo, che è un giocatore che arriva da una storia importante. C'è tanti giocatori che sono in grado di uscire da questa situazione. Ovviamente la difficoltà del girone non facilita la cosa. Per quanto riguarda il latte dolce, starei lo stesso molto calmo, perché bastano 2 vittorie di fila per riportarsi su in classifica e c'è un anno intero per andare a giocarsi un campionato, gli obiettivi che loro hanno dichiarato giustamente. Quindi ci vuole pazienza, non bisogna farsi trarre in inganno dalla classifica attuale, che non vuol dire niente dopo 4-5 giornate. Le classifiche si iniziano a vedere il girone di ritorno, ora bisogna far punti tutti per stare più vicini possibile all'obiettivo, e chi è in ritardo ha tutto il tempo per recuperare. Va bene, intanto ringraziamo Roberto Pinna che insomma ci ha raccontato un po' anche il post partita del Cagliari. Roberto, ci vediamo domani su UTG, o comunque insomma ci vediamo a brevissimo, sempre su questi schermi, come si diceva Esatto. un tempo. Ci vedremo a breve, sì, sperando anche che il campionato vada avanti bene in tranquillità col mister per la gara casalinga del Muravera nelle prossime settimane, mister. È stato un piacere averla qua con noi. Piacere per me. Alla prossima a lei e alla prossima a chi ci ha guardato, Francesco. Buona domenica a tutti, grazie mille. Grazie mister, grazie davvero, alla prossima dal vivo, come diceva Roberto. Ma non siamo ancora in chiusura, quindi non, per qualche secondo vi dovrete accontentare della mia bella faccia, bella insomma, ovviamente si fa per dire, perché stanno arrivando i contributi anche dai campi. Finalmente il nostro Paolo Camedda, che ci ha raccontato Arzachena Cassino su 131.com, il suo live testuale. Ricordiamo la sconfitta dell'Arzachena di misura contro il Cassino. Abbiamo il video di Raffaele Cerbone che il nostro prode Matteo Porcu ha caricato qua in piattaforma, quindi vi proponiamo le parole di Raffaele Cerbone, mister dell'Arzachena. Allora, mister Cerbone, un risultato insomma che oggi brucia, perché comunque questa sconfitta di misura insomma complica un po' le cose all'Arzachena in questa fase del campionato. Cosa non è andato diciamo in questa partita e che cosa non gli hanno dato i suoi giocatori che lei magari appunto si aspettava? Parto dalla fine, il giocatore mandato è quello che devono dare, quindi non è che stiamo qui assolutamente, non fa parte del mio costume. E poi non complica i piani di nessuno. È chiaro che perdere in casa non piace a nessuno, è chiaro che dobbiamo analizzare il tipo di partita che abbiamo fatto oggi, ma adesso non è che per 3 domeniche eravamo fenomeni e di punto in bianco siamo diventati di pochi di buoni, quindi sostanzialmente bisogna avere un equilibrio. La verità è che il risultato più giusto magari poteva essere pari, non abbiamo fatto una partita eccezionale, ma non ci hanno neanche preso a pallonata, però noi bisogna andare oltre questo e siamo partiti bene, abbiamo fatto un buon inizio di gara, abbiamo avuto un po' di palle gol, dopodiché abbiamo preso un gol che andremo ad analizzare nel dettaglio perché è un gol evitabilissimo. E dopo abbiamo fatto tanta confusione, non siamo riusciti ad esprimerci bene, poi anche perché la squadra avversaria riesce a sporcarti la partita come il Nola, lo stesso lo fanno bene, è una qualità che loro hanno, la spezzettano, la fanno durare meno di quello che è stato, quello che è successo poi sostanzialmente alla fine. Qualche palletta abbiamo avuto anche nel secondo tempo. La cosa che a me non è piaciuto è che l'unica cosa che ho detto ai miei giocatori è che sono gli ultimi 10 minuti. Abbiamo dato l'impressione sbagliata di quello che noi non siamo, non si può andare all'arrembaggio senza equilibrio, senza nulla, le gare durano tantissimo, anche se oggi è durato solo 92 minuti, inspiegabilmente, però... Ecco, abbiamo sentito le parole di Raffaele Cerbone, tecnico dell'Arzachena. Abbiamo anche in attesa Alessio Caria,
che ha inviato le parole, i video di mister Marco Mariotti del Carbone, che ha già perso, ripetiamo, 2-0 in casa contro il Savoia. Stiamo proprio attendendo che Alessio entri in collegamento, però insomma abbiamo sentito anche le parole di mister Loi, mister Francesco Loi, tecnico del Muravera, che ricordiamo oggi non ha giocato, avrebbe dovuto giocare in casa contro il Giuliano, partita rinviata purtroppo, come spesso sta capitando in queste settimane, per l'emergenza Covid. Importanti anche le parole di lui, insomma, della serie. L'importante è che nessuno se ne approfitti, no, di questa situazione di emergenza per magari sopperire a momenti di problemi a livello di rosa, no? Perché comunque d'altro il calcio italiano è fatto anche di furbi, no? Da qualche punto di vista, ma abbiamo anche il nostro mitico Paolo Camedda direttamente da Arzachena, lo inserirei subito in diretta. Caro Paolo. Sì, mi senti Francesco? Ti sento, ti vedo. Ciao Paolo, intanto com'è andata la partita di Arzachena? Intanto ti vedo a metà, quindi se riuscissi un po' a centrarti sarebbe meglio. Aspetta che... Perché se no sparisci, praticamente ti vediamo sì. metà faccia. Ecco, così forse un po' meglio, forse. Aspetta che... Ti vediamo di profilo, ecco, più o meno così. Non so per quale motivo. Questa partita. Sì, diciamo che è stata una partita combattuta sicuramente tra Arzachena e Cassino, sicuramente un po' sfortunata anche per i padroni di casa, che sicuramente speravano in un punteggio diverso alla fine della gara. Invece è arrivato un risultato sfavorevole, nonostante un primo tempo sicuramente molto equilibrato, in cui probabilmente l'Arzachena avrebbe potuto anche realizzare qualche gol, e invece così non è stato. Il Cassino ha trovato la rete nell'unica palla gol alla fine costruita nel primo tempo, e poi ha capitalizzato quel vantaggio, difendendosi con ordine e non andando mai in difficoltà poi sulle offensive dell'Arzachena. Questo è stato sicuramente il merito degli ospiti. L'Arzachena sicuramente ha un po' di rammarico in questo, soprattutto come ha sottolineato mister Cerbone a fine partita, anche per la gestione dei minuti finali, che non è stata particolarmente lucida da parte dei suoi ragazzi, quindi un po' confusionaria, qualche errore di troppo dettato forse dal nervosismo di dover rimontare un risultato sfavorevole, quindi alla fine è maturata questa sconfitta che complica un pochino l'andamento del campionato da parte dei galluresi. Ecco Paolo, siccome devi rientrare a casa e la strada ti attende, visto che oggi poi è cambiata anche l'ora, quindi insomma ti attende un viaggio al buio, diciamo così, telegrafico, migliore in campo dell'Arzachena, e giudizio anche magari sulla gestione arbitrale della sfida. Allora, migliore in campo dell'Arzachena, è difficile eleggere un migliore, forse Molino per il calcio di punizione con cui ha sfiorato il pareggio nel secondo tempo, è stato comunque il gesto tecnico migliore nell'arco dei 92 minuti in cui è durata la partita. La gestione arbitrale è stata a fasi alterne, in alcune fasi ben gestita, in altre magari ha convinto un po' meno il direttore di gara, soprattutto nel recupero finale, perché è stato perso molto tempo nei vari falli che ci sono stati. Sono stati concessi solo 2 minuti di recupero, che effettivamente sono parsi un po' pochi a noi che abbiamo visto dall'esterno. Ecco. Grazie mille Paolo Camedda per averci raccontato Arzachena Cassino, buon viaggio di rientro a casa, insomma ci sentiamo per la prossima gara. Grazie Paolo. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti i lettori di 131.com. Alla prossima. Salutiamo Paolo Camedda, nel senso che appunto chiudiamo il collegamento ad Arzachena e apriamo quello da Carbonia, dal Mariotti. Ciao Alessio Caria ci ha raccontato Carbonia Savoia, la sconfitta per il club minerario. Com'è andata la partita? Ciao Francesco, ciao a tutti gli amici di 131. Allora, una partita che ha visto un Carbonia davvero molto fragile in difesa dopo la prima mezz'ora, perché
perché il Carbone è partito bene, ci ha provato con Giuci, ci ha provato in diverse occasioni, poi ha preso subito gol e dopo aver preso il gol si è un pochino disunita. Mariotti nervosissimo a metà, intorno al 40esimo, cartellino rosso per lui, l'abbiamo sentito anche poco fa, nervoso non per il direttore di gara, nervoso non per delle decisioni, nervoso con i suoi giocatori perché appunto hanno preso il gol del 2-0 in un modo davvero, secondo lui, poco consono per la parità che stava facendo il Carbonia. Il Savoia comunque conferma le sue grandi ambizioni d'altissima classifica, ce l'ha confermate anche Aronica, dicendo che tra loro, la Teddolce e Latina ci sono tante squadre forti. Alla fine è il Savoia da prendersi 3 punti e il Carbonia però può recriminare per quei 30 minuti iniziali sicuramente. Ecco Alessio, nel frattempo ci segnala il nostro Matteo Purgu che forse c'è qualche problema nell'audio di Mariotti, quindi magari ci puoi raccontare cosa ha detto, in attesa di ascoltare invece magari le parole di Aronica, quindi direi a Matteo Porco di caricare nel frattempo il video di Aronica, nel mentre che Alessio ci racconta quello che ha detto mister Mariotti. Ecco. Sì, allora con Mariotti siamo innanzitutto ritornati sull'episodio di cui ti parlavo, Francesco, dell'episodio dell'espulsione. Mariotti mi ha confermato appunto che lui era nervoso con i suoi giocatori, un Carbonia secondo lui troppo giovane, con tanti ragazzi che non hanno ancora capito cosa significa davvero giocare in Serie D, secondo quanto ci ha detto appunto Mariotti. Lui mi ha detto appunto che comunque il Savoia è una squadra d'alta classifica, una squadra fatta di giocatori che hanno fatto anche la Serie C, squadra di grandissima esperienza, squadra che riusciva a prendersi i falli nei momenti decisivi della gara, squadra che con i suoi attaccanti, con le sue boe in avanti, riusciva a tenere palla, a prendersi quei 2 o 3 falli. Alla fine il Carbonia non è riuscito ad effettuare questa rimonta che Mariotti sperava. Lui mi ha anche detto quell'espulsione vedila anche come una sorta di voglia di dare un pochino di vigore ai miei giocatori dopo essere andati sotto per 2-0 in quel modo. Io poi gli ho chiesto se comunque avesse visto qualcosa di importante, qualcosa da cui ripartire in vista delle prossime gare. Mi ha detto che comunque c'è tanto da lavorare, ma la prima mezz'ora gli è comunque piaciuta. Ecco, magari riproporremo le parole di Mariotti in forma testuale, recuperando il video, in attesa di sentire le parole di Aronica, che se non sbaglio ha parlato anche di Cagliari, giusto? Se non ricordo male. Non ti sento bene, Francesco, scusami. Mi senti adesso? Sì, ora sì. Ho detto Aronica ha parlato anche di Cagliari, se non sbaglio. Cosa gli hai chiesto? Ma ha detto, Aronica ha parlato un pochino in generale della sua squadra, sicuramente in sua compagnia c'era il direttore sportivo del Savoia, mi ha riconfermato quello che tutti sappiamo, che il Savoia comunque è una società seria, una società che ha voglia di ambire ai primissimi posti della classifica, una squadra che comunque si trova in un girone con tante squadre sarde, in un girone dove c'è il Latte Dolce, dove c'è il Latina, dove ci sono altre squadre comunque oltre alle sarde che ambiscono al primo posto, ma c'è anche il Savoia e oggi ha vinto in un campo difficile. Un campo difficile, lo Zopoli, ricordavamo insomma chiaramente l'ambizione del club presieduto dal presidente appunto Stefano Canu, direttore sportivo Andrea Colombino, mister Marco Mariotti, tanta voglia di Serie D per questo Carbonia. C'era il pubblico oggi, giusto Ale, allo stadio? Sì, c'era il pubblico, c'erano i controlli, il pubblico che comunque si è accomodato, posti numerati, però c'era un bel po' di pubblico, sì. Come hanno vissuto, insomma, si sentiva un po' di entusiasmo, chiaramente tenendo conto della situazione generale che stiamo vivendo. Certo, assolutamente, la situazione si sente tangibile, i problemi purtroppo ci sono, ovviamente come è giusto che sia bisogna sempre mantenere le distanze, questo anche noi come 131 lo ribadiamo sempre, anche io come vedete qua la mascherina ce l'avevo fino a 2 secondi fa, ora sono lontanissimo dal mondo. Il pubblico però in certi momenti ha vissuto un pochino male questo 2-0, soprattutto per le tante palle perse dal Carbonia, perché dopo che passi in svantaggio per 2-0 nel primo tempo, il pubblico si aspettava magari una ripresa, un secondo tempo un pochino più arrembante, per così dire. Invece davvero, a parte i Giuci che ci ha provato in tante occasioni e si è davvero divorato un gol praticamente già fatto, spendendo il pallone sopra la traversa a porta vuota, davvero tante palle perse da parte del Carbonia tra il centrocampo e l'attacco, e infatti il Carbonia che nel secondo tempo si è affacciato davanti al portiere avversario in 2 occasioni nonostante gli ospiti fossero in 10.
Ecco, abbiamo cercato di tenere un po' la linea con il nostro Alessio che ci raccontava un po' le impressioni dallo Zoboli, perché stavamo aspettando le parole di Aronica, e quindi adesso le mandiamo il video. Eccoci qui col mister del Savoia. Allora mister, sicuramente una partita difficile che va visto però subito protagonisti con il gol del vantaggio, arrivato forse nel momento migliore del Carbonia, poi il raddoppio e nonostante l'inferiorità numerica un Savoia che è riuscito a mantenere inviolata la propria porta. Sì, diciamo che avevamo organizzato bene la partita cercando di mantenere un equilibrio in mezzo al campo, conoscendo la pericolosità del Carbonia, una squadra che aveva entusiasmo, che sta attraversando un buon periodo. Siamo stati bravi a contenerli e andare in vantaggio, poi chiaramente l'espulsione ci ha un po' complicato l'assetto tattico, ma siamo stati bravi e fortunati a raddoppiare e a portare a casa un risultato importantissimo. Mister, grande personalità da parte dei suoi giocatori, ripeto, soprattutto nel secondo tempo. Si aspettava magari un Carbonia un pochino più arrembante all'inizio del secondo tempo, cosa vi siete detti negli spogliatoi? Ma chiaramente sapevamo che nel secondo tempo ci sarebbe stata una partita diversa in virtù dell'uomo in più del Carbonia, dove hanno inserito anche ragazzi interessanti, ecco, per cercare di potenziare l'attacco. Noi siamo stati bravi a chiaramente indietreggiare, a spostare il baricentro verso la nostra metà campo e concedendo a loro possesso palla sterile, ma l'abbiamo concesso gioco forza per l'uomo in meno. Però mi complimento con i miei ragazzi che hanno interpretato alla grande la partita. Ancora una volta oggi vittoria importante, il Savoia conferma le proprie ambizioni d'altissima classifica. Ma diciamo che il Savoia è una società ambiziosa, è una società che ha grande tradizione e storia, quindi sicuramente la società ha volontà di poter fare un campionato da vertice, chiaramente con le dovute difficoltà, perché partecipiamo a un girone molto difficile con squadre blasonate come Latte Dolce, Torres, Lanusei, quindi diventa tutto difficile, il Latina, quindi sicuramente ci sarà da battagliare fino alla fine. Grazie mille mister. Ecco, la poesia della Serie D, caro Alessio Caria, insomma, Direi di sì. Un'intervista fatta davanti a una lavatrice è una cosa meravigliosa e che direi di sarà sì. per sempre nelle nostre menti e nei nostri ricordi e di questa stagione incredibile davvero di Serie D. Ci adattiamo, possiamo diciamo. anche, assolutamente, noi non abbiamo problemi. Dovunque ci mettano, noi il nostro cerchiamo sempre di farlo. Quindi grazie Ale per averci raccontato Carbonia Savoia, buon rientro a casa anche a te. Grazie a te, saluto a tutti gli amici di 131. Esatto, tanto ti vedremo mercoledì invece impegnato per la Coppa Italia, quindi convocato adesso, sappilo, quindi ci rivediamo il nostro presto, inviato. perfetto. Il nostro inviato per mercoledì per la Coppa Italia del Cagliari, quindi buon rientro ad Alessio Caria. Siamo in chiusura, non possiamo ancora proporvi in questo momento le parole di mister Greco della Lanusei, vittorioso oggi per 3-1 alla Fragola contro la Fragolese, ma ve le proporremo sia in via testuale che in video nei prossimi minuti, quindi al termine di questa diretta, quindi rifacendo un breve riassunto della giornata calcistica di oggi. Vittorie per il Cagliari contro il Crotone per 4-2, vittoria per il Lanusei, come dicevamo prima, per 3-1 contro la Fragolese, sconfitte invece per quanto riguarda l'Arzachena contro il Cassino e per il Carbonia in casa contro il Savoia, invece un ottimo pareggio direi per l'Olbia di Max Canzi in casa contro la Pro Vercelli, nonostante l'espulsione di Emerson, per cui direi insomma questo è il bilancio delle squadre sarde, che viene poi aggravato anche dalla sconfitta di ieri della Torres a Latina per 3-0. Quindi possiamo chiudere questo post partita, questo lunghissimo post partita, sono quasi 1:20 di diretta per quanto riguarda il calcio sardo, da Francesco Areso, ma da tutta la redazione di 131.com. L'augurio di una buona serata. Domani sera Cagliari Social Arena sia su 131 che su UTG, quindi insomma c'è sempre modo e tempo di parlare di sport. Buona serata a tutti.